È terra dell'abbondanza, fertile e materna, come la dea di cui qui i sicani celebrarono il culto, Cerere. In questo comprensorio, nel cuore della Sicilia, tra i monti Erei e le profonde valli, si coltivava grano e frutta, vigna e ulivo. E per renderlo inaccessibile dai conquistatori, ogni altura ospitava una fortificazione. Passati i secoli bui, molti di questi castelli divennero residenze e le torri merlate restano ancora oggi a testimoniarne la longevità. Siamo nel territorio di Enna, il capoluogo di provincia più alto di Italia, che è anche il centro geografico dell'isola, rappresentato da questo obelisco foderato in rame ed eretto con il contributo del Rotary. Il panorama da queste altezze è un vero incanto. Nelle giornate limpide, frequenti anche nella stagione fredda, si inquadra perfettamente l'Etna. Ogni piazza, ogni vicolo, ogni statua raccontano una storia. Proprio di fronte ad Enna, da cui la separa una profonda valle, c'è Cala Scibetta, citata anche da Goethe, che durante il Grand Tour della Sicilia disse: «Chi poteva immaginare di godere di tale spettacolo?» Un'affermazione più che giustificata dalle innumerevoli bellezze di questo antico borgo, che nel cuore del centro storico conserva ancora le viuzze della Giudecca, il quartiere ebraico. Per rafforzare l'importanza del luogo, Pietro d'Aragona, nel 1340, vi fece edificare la seconda Reggia Cappella Palatina, oggi Santa Maria Maggiore, e vi appose anche la firma sul piedistallo di una delle colonne dell'interno, un curioso profilo simmetrico che pare ritragga proprio lui. Ma c'è tanta storia antecedente a questi eventi e ne sono testimonianza i fossili che affiorano dalle pareti calcaree tra le mura del paese e nel parco archeologico, dove è stato portato alla luce un insediamento del Neolitico. Poco più a sud, ad Aidone, furono i Greci a segnare la storia. Oltre 30 anni di scavi hanno portato alla luce uno dei siti più importanti della Sicilia, Morgantina, un'acropoli completa con la grande agorà ancora oggi perfettamente visibile. Dalla terra sono emersi numerosi reperti, gelosamente conservati nel Museo Archeologico Regionale, ma su tutte troneggia lei, Demetra. Tornata a casa dopo anni di peregrinazioni per il mondo, la dea greca è la simmetrica rappresentazione della Cerere dei Sicani e non è l'unico mito che vive in questo luogo. Si narra infatti che il dio Ade abbia sostato qui dopo aver rapito Persefone al lago di Pergusa. E così torniamo ad Enna. Nella parte bassa della città, proprio intorno al lago, sorge un autodromo che dal 1951 ospita importanti eventi motoristici e tra una gara ed un collaudo si trasforma in un'oasi per la fauna migratoria e gli appassionati di jogging. Il passaggio a nord-est porta nel Valdemone, sulla rocca di Leonforte.
paese fu fondato dal principe Niccolò Placido Branciforti, il cui emblema, il leone rampante, campeggia sui palazzi del centro storico. Anche il principe restò ammaliato dal mito e per ricordare la dea Artemide, che pare andasse a caccia su questi monti in compagnia delle ninfee, le dedicò una splendida fontana, affiancandole poi la Gran Fonte, costituita da ben 24 sorgenti. Forme e colori della Sicilia degna di queste opulenze prendono vita in un laboratorio di alta gioielleria che ha sede proprio in un'antica dimora ristrutturata di Leonforte. E a ben guardare vi sarà successo di vedere questi oggetti nelle vie delle capitali della moda. È bello sapere che nascono proprio qui. Proseguendo verso sud, ecco un'altra fortificazione su di una rupe. Il borgo sottostante è Agira. Tra le stradine ripide, ricche di storia, svettano i campanili di quelle che un tempo furono moschee e poi sinagoghe, come nel caso della chiesa del San Salvatore, che ospita al suo interno l'aron giudaico più antico d'Europa, l'armadio in pietra per custodire la Torah, la sacra scrittura degli ebrei. Uno sguardo profano, volendo, può soffermarsi sulle cassatelle, il dolce tipico di Agira, mezzelune di pasta frolla ripiene di cioccolato e mandorle, da gustarsi spolverate di zucchero a velo. Più ardite le dolci proposte che potrete assaggiare a Barra Franca. Qui le mandorle condite col miele sono adagiate su di una foglia di limone, ma questa non è l'unica originalità del luogo, che offre prodotti agricoli di pregio, come i grani antichi, le olive ed il relativo olio, e nel periodo pasquale una rappresentazione della Passione particolarmente curata, Ava Sacra. Il paese diventa un set vero e proprio, ricco di luci, scenografie, suoni e decine di comparse in costume. Migliaia i turisti che arrivano dalle province vicine e tantissimi gli emigrati che vi fanno ritorno proprio per questa occasione. Non meno suggestiva e carica di significati religiosi, la commemorazione che riserva Pietraperzia al Venerdì Santo. Un rito antico, strettamente legato alla tradizione di questi luoghi, l'Usignore di Lifasci. Qui una trave di cipresso sormontata dalla croce viene accompagnata per le vie del paese, sfidando il precario equilibrio grazie alle fasce in tessuto di cui ogni fedele tiene saldamente un capo. Ma è tutta la provincia ad offrire nella Settimana Santa spettacoli di indiscussa bellezza ed emozione. Per le vie di Enna Alta, le confraternite si riuniscono per accompagnare il Cristo e l'Addolorata verso il Duomo. Sono più di 2000 gli incappucciati che scortano le bare, accompagnando ad un ritmo quasi militare l'incedere del corteo.
Sono tradizioni centenarie che si rinnovano sempre nel tripudio popolare, immagini che si fissano nella memoria e non si dimenticano facilmente. Cultura e attenzione al passato si manifestano infine nei capolavori rilegati che custodisce la Biblioteca Panvini nel comune di Santa Caterina Villahermosa. In queste insospettabili stanze troverete l'unica copia in Italia della Bibbia poliglotta. Ed anche una rarissima edizione del Mercurio geografico, un Atlante d'altri tempi. Ma anche la natura offre opere uniche di indiscussa bellezza. È il caso del lago Pozzillo, a Regalbuto, sulle cui sponde si allevano gli asini e durante l'estate si organizzano eventi sportivi di tutto rilievo. In paese, le chiese del municipio riportano all'epoca del barocco siciliano. Scendendo nelle viscere della chiesa madre, dedicata a San Basilio, è possibile ammirare una cripta che contiene innumerevoli reliquiari in argento, testimonianza concreta della devozione dei fedeli che abitano queste contrade. Sì, è certo che tra la Rocca di Cerere e il suo circondario non vi è luogo che non nasconda dei piccoli tesori, che siano un frutto o un libro, una luce o un monumento. Queste terre vi conquisteranno e segneranno la vostra anima. Buon viaggio!